stessa ballerina t'ho seguita stamattina lungo un fiume dominato dal via vai. Ho fatto briciole di pane per tornare dalle rane dello stagno dove affogano i miei guai. Ho preso in mano la chitarra, t'ho fermata sulla porta, t'ho pescata con la lenza del mio blues. Ti prego lasciati portare dove il sole, ma il rumore dei tuoi baci non mi stancherò mai più. E su questo Piave che per noi è come il mare, ci navighiamo, ci lasciamo trasportare. Sul mormorio dell'onda si può anche amare, ma soprattutto a noi ci piace fantasticare. Signorina ballerina t'ho rapito stamattina. Ci siamo lasciati un'ora fa da Casa Parise, adesso siamo qui con Claudio, la località è Ponte di Piave, questa è Torre Morosini. Claudio, tu ne sai anche tu a pacchi su Casa Parise e su Parise, se posso permettermi, se vuoi dire due cose al volo. Ma la casetta sul Piave, la casetta delle Fate, è uno dei luoghi più preziosi che Ponte di Piave può vantare, proprio perché lì Goffredo Parisi ha scritto alcune delle sue opere più significative. Noi ora ci troviamo nel cortile con le barchesse di Casa Carretta, già della famiglia Gasparinetti. Qua abitava Guido Carretta, il famoso Guido, grazie al quale Parisi è venuto ad abitare a Ponte di Piave. Qui un tempo effettivamente passava il letto del Piave, alle nostre spalle, dove ora c'è via Gasparinetti per l'appunto, e questo è stato il cuore di Ponte di Piave, il luogo dove è nato il comune di Ponte di Piave. E adesso vi do un gancio per gli zattieri con questo strumento che è il... Questo in dialetto è un anzin, un oncino, somiglia molto a una pica medievale, a un'arma che veniva usata nel Medioevo. Del resto spesso gli strumenti da lavoro si trasformavano in armi e viceversa. Okay. Recuperavano i materiali, sì, gli strumenti praticamente. Questo veniva usato per tirare a riva le zattere. Poiché questo era l'ultimo approdo per gli zattieri, perché proprio a Ponte di Piave le zattere venivano sciolte e riconfezionate per essere poi trainate con i muli lungo le restere fino a Venezia. Questo era un luogo anche di stoccaggio delle merci che venivano portate, perché a volte bisognava attendere dei giorni o anche qualche mese per poter rimuovere la mercanzia che era arrivata appunto dalla montagna. Questa Torre Morosini, questa osteria Torre Morosini, rinata una ventina d'anni fa, esisteva già da secoli. Era stata chiusa dopo la Prima Guerra Mondiale ed è stata riaperta per iniziativa di Guido Carretta nell'86-87. Questo era uno di quei luoghi dove si fermavano gli zattieri per venire a mangiare, bere in particolare, perché era la loro caratteristica. Nel borgo c'erano altre 2 osterie, c'era un piccolo negozio di alimentari e diversi fondachi, possiamo chiamare così, diversi magazzini dove veniva custodito in particolare il ferro, che era la merce più preziosa che gli zattieri trasportavano verso Venezia. Dove ci troviamo? Perché Allora, siamo nella frazione di Tempio di Ormelle. In questo luogo c'è la chiesa edificata dai Templari prima del 1178. La struttura originale è solo quella muraria, mentre il porticato è giovannita. Sono 2 gli ordini cavallereschi che qui hanno frequentato il luogo: i Templari fino al 1310, dal 1310 i Giovanniti. Alle mie spalle c'è un affresco importante e tutte queste cose me le ha dette Cristian, perché io non so niente, ok? Mi ha istruito, mi ha detto prova a dirlo tu, io ci provo. C'è un affresco, si vede il volto di San Cristoforo, che è il protettore dei viandanti,
tanto che veniva raffigurato con questa immagine molto grande, un gigante, affinché da lontano si potesse vedere, no? I viandanti potessero riconoscerlo e quindi avvicinarsi al luogo religioso. Mi pare di aver detto, non so se... È stato bravissimo. È stato bravissimo. Allora, qui siamo su quella che era una volta l'entrata monumentale che portava al complesso templare, che ora non c'è più. Una piccola particolarità sul fiume Lia, visto che voi siete controcorrente, Esatto. questo fiume sta per 1 chilometro, sale verso i monti. Cioè Stranissimo sta cosa. è stranissimo, cioè è un pelografico, è stranissimo. Invece di scendere verso il mare, sale verso i monti, poi qui fa un'ansa e torna nel suo corso naturale. Quindi il nostro fiume. Grazie Cristian. Figuriamoci, controcorrente. Allora, è una cosa che abbiamo sempre voluto, cercato questa qua. Cosa, direte voi, cosa diciamo noi? Questo nettare che è protagonista un po' del nostro viaggio, che è il Raboso. Allora, molti non conoscono questo vino, quantomeno negli ultimi anni un po' si comincia ad apprezzare questo tipo di vinificazione, che ha una storia però ricchissima, una storia che parte dalla Serenissima e arriva fino ai nostri giorni. La coltivazione del Raboso Piave parte dalle pendici delle Prealpi Venete, sotto Cornegliano, per arrivare in una piccola enclave nella provincia di Venezia. Mi viene da dire nella sinistra Piave, c'è qualche piccola, per tifoseria, per appartenenza, insomma, però sai, c'è storia anche, ma del Raboso anche coltivato nella destra Piave, però più nella bassa, e soprattutto del Raboso veronese, che se poi avete voglia ne parleremo. Per noi trevigiani è sangue delle nostre vene, però immagino che magari ci sarà qualcuno che la sentirà per la prima volta. Perciò il toponimo è Raboso del Piave, un'uva che viene raccolta in tarda vendemmia, perciò una delle, credo, insieme al Terrano e al Refosco, raccolto veramente tardi. Da noi si raccoglieva dopo i morti, cioè vuol dire agli inizi di novembre, quando in termine veneto si dice quando prendeva 2 brose, 2 brine, perciò c'era proprio, ci sono immagini, io ricordo, ci sono immagini che c'è la neve sui nostri campi la vendemmia e l'uva ancora appesa. Okay. No? Ascolta, lanciamo un'altra eresia, posso? Sì, certo. E se facciamo un risotto con Raboso si può fare? Il risotto con Raboso va fatto, ma non ti devi dimenticare il radicchio di Treviso, allora, certo. E un po' di salsiccia o di uganega, come te voglio dire. Allora, risotto con Raboso, radicchio di Treviso e spadone, no? Sì. E un po' di salsiccia. Io credo che possiamo veramente correre questa scommessa, affrontare questa scommessa. Allora, appunto, risotto, anguilla e Raboso. Lì a fianco qua, grazie. Dall'Austria arriva un enologo, non esisteva ancora la scuola enologica di Conegliano. Arriva Giovanni Schweinberger. Questo ha il compito di portare la produzione vitivinicola di San Polo a qualità di eccellenza. Un austriaco a portare la sua professione. Sono un po' di moto di Vivenza. La tecnica. La prima cosa che fa questo giovane enologo, mette un vigneto sperimentale, sperimenta 24 vitigni stranieri, cioè abbandona completamente quella che era la produzione autoctona, ne salva solo uno, il Raboso. Antonio Caccianiga, uno storico romanziere dell'Ottocento, qui nostro, della sinistra Piave, nel 1872 pubblica un'opera fondamentale, il Ricordo della provincia di Treviso, una specie di guida per i visitatori. Descrive tutte le varie città, le ville più importanti, ma
è una cosa incredibile, che dedica un capitolo ai vigneti e al vino di San Polo, perché appunto questo Giovanni Schweinberger aveva fatto notizia. Arrivato nel 1865, nel 1872 si trova già pubblicato a livello provinciale, per la novità, perché in poche righe spiega come da una situazione un po' caotica di questi vitigni autoctoni con produzioni molto scarse anche di qualità, si arrivi a delle produzioni ben studiate e già sperimentate. Sarà un successo travolgente quello di questo enologo. È conosciuta soprattutto per l'affresco dell'Ultima Cena, durante la quale gli apostoli bevono vino rosso, come potete vedere dalle ampolle che ci sono sulla tavola, e mangiano i gamberi. Ecco, ci piace immaginare che il pittore in quell'epoca, c'è anche una data che presenta ufficialmente questo ciclo di affreschi, che è il 28 settembre 1466, abbia particolarmente gradito il vino che si beveva qui a San Giorgio e a San Polo, e probabilmente possiamo anche affermare che fosse il vino ramoso. Il soggetto Ultima Cena con gamberi è molto diffuso nel corso di tutto il 1300. Le ritroviamo a partire dalla provincia di Novara, lungo tutto l'arco alpino, sconfinano anche in Svizzera, e attualmente nel Triveneto ne sono censite 24. 5 sono nel Trentino, 12 nel Bellunese, 3 nel Friuli e 4 in provincia di Treviso. I gamberi innanzitutto sono il cibo quotidiano dei fedeli che frequentavano questa chiesa, essendo una zona di risorgive. Nel 1466 il gambero era il segno attuale del cancro, subito dopo il solstizio d'estate. Allora nella trasposizione dell'Ultima Cena questo ci sta a significare che il Cristo qui è il punto massimo della sua vita terrena. Seguiranno poi la passione, morte e risurrezione, ma non sarà più uomo, corpo come noi. Inizia la grande impresa, la scalata del campanile di San Giorgio. Andiamo, ragazzi. E andiamo. Abbiamo scalato il campanile di San Giorgio, un'impresa incredibile, cioè io non so come abbiamo fatto, sono emozionato, terrificante. È il nostro nuovo mestiere, Magna Marcassa Campanari della chiesa di San Giorgio. I tripped on a cloud and fell 8 miles high. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I pushed my soul in a deep dark hole and then I followed it in. I watched myself crawling out as I was crawling in. I got up so tight I couldn't unwind. È una grande corrida. Ogni giorno una lotta, chi sta sopra e chi sotto. Già il mattino è un po' grigio, non c'è più dentifriggio.
io mi guardo allo specchio. Perché lui dice che non si chiama tese. Tese vuol dire che c'erano delle corde tese per attraversare Corda il fiume. tesa perché devo attraversare il fiume. O per tirare attraversare il fiume. per guardare. E tra l'altro tutti i tezze sono vicino a un fiume e torrentizio. Tezze di Brenta. Tezze di Brenta, Ecco. tezze o anche le carpine che Sì, ci sono più. dove c'è. Marco dei Carrettieri. Marco dei Carrettieri. C'è una conferma, una sicurezza, una È sempre un eroe. piacere, è sempre L'uomo un delle piacere. carrozze, delle grigliate, Dell'agriturismo, dello della Yes Banana, accoglienza, della gentilezza, delle mangiate. È sempre Marco, persone- un grandissimo persone amico del squisite. Piave che soltanto qui si può trovare. allora senza di Marco Grazie. per Di Piave non la facciamo mai. Mai. Quindi L'unico ci ha confermato must. la sua presenza e noi per questo È facciamo sempre un per Di piacere Piave. essere con persone squisite. Acqua del Piave, guarda che roba, ghiacciata, cristallina, rabbiosa, come un fiume alpino, Siamo a 10 metri dallo scorrere dell'acqua e abbiamo trovato delle tracce di civiltà, di urbanizzazione all'interno del bosco. Probabilmente qui gli uomini del tardo periodo del rame avevano forse inventato uno dei primi giochi a squadre, vedete, hanno tirato una rete con delle corde vegetali, in piano dei pali, intorno a noi poi casomai se riusciamo a rinquadrare ci sono un punto bivacco, ecco probabilmente qui già gli uomini del tardo periodo del rame iniziavano a sperimentare lo sport. La palla Piave. La palla Piave, qui giocavano a palla Piave non i neolitici, un po' dopo, tardo periodo del rame come ci hanno insegnato i nostri amici archeologi. Checco sta aspettando la preda da cacciare. Sta entrando in simbiosi con la natura, si sta mimetizzando con la flora locale, vedete? Ora entra in trance, sempre più in trance, vedete? Si sta trasformando in un albero, sempre di più, un albero bevente. L'albero del raboso, dei boschi della Piave. Ecco, si sta trasformando nel magico albero del raboso. Vedete? Vedete, sempre più in trance. La sbronza sta salendo sempre di più e l'albero esplode. Andrea Zanzotto diceva che il paesaggio è un donativo. Cosa vuol dire? Vuol dire che la natura dona gratuitamente
la propria bellezza a noi, lo dona e non pretende nulla in cambio. Questo paesaggio del Piave, ma in generale tutti i grandi paesaggi prealpini, per Zanzotto ma anche per noi sono respiro della psiche, respiro dell'animo. Con questi noi viviamo meglio. Pensate, dono, dare, cioè tutta la natura, tutto il paesaggio e dunque tutta la poesia che sta dentro questo paesaggio si dona a noi e in cambio non vuole nulla. E quindi noi abbiamo un grande dovere morale di rispettare, di salvaguardare quello che ci è dato per la nostra felicità.